Razzia da oltre 100.000 euro in una villa a Santa Maria del Rovere, sconvolti i proprietari che erano in vacanza. Amarezza per la mancata segnalazione alle forze dell'ordine da parte dei vicini che pure hanno sentito i colpi. Due fratelli di 14 e 16 anni aggrediti da una quindicina di stranieri giovani durante la fiera di Sant'Augusto a Vittorio Veneto. Il maggiore in ospedale per le ferite riportate la rabbia della mamma e della comunità. Il ragazzo finito in ospedale racconta ancora sotto shock quei momenti terribili. Hanno cercato di strozzarmi e mentre lo facevano ridevano, avevano occhi diabolici. Dopo il risveglio, le prime parole ai familiari da parte del 21enne di Asolo brutalmente picchiato a Barcellona, Nicola Maggiotto chiede di tornare a casa e dal letto è stato fatto sedere per alcuni minuti su una poltrona. Il 25 aprile travolse con l'auto una 60enne in bici a Treviso e scappò, ma secondo gli inquirenti il 25enne studente universitario identificato come il pirata l'aveva investita apposta. L'accusa ora è di tentato omicidio. Ampio l'attacco dopo lo squadrismo Summerfest andato in scena sabato a Bedelago, presenti anche esponenti di Futuro Nazionale. Gli organizzatori invece dicono per la sinistra ormai siamo una ossessione. Ha nascosto un GPS nella macchina della sua ex per seguirne i movimenti e raggiungere in un locale di Casier 55enne di Villorba arrestato dai carabinieri. Una decina di cartelli già installati, altri in arrivo, l'iniziativa del sindaco di Farra di Soligo per la sicurezza stradale nelle vie secondarie del paese. Incidente durante il soccorso con l'elicottero sulle torri del Falzarego, scioccante la sequenza dell'accaduto immortalato in un video che ha fatto il giro del web. Un altro video nel Bellunese diventa virale in poche ore, quello di una coppia filmata mentre faceva sesso nella centralissima via Carrera ad Agordo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, un'ampia pagina di cronaca dunque in primo piano. Torniamo a parlare di razzie a Treviso, di colpi a Treviso dopo quelli raccontati, più di uno, lo sappiamo, e anche con bottini ingenti proprio in città la scorsa settimana. E ripartiamo ora da un maxi colpo da oltre 100.000 euro in una villa di Santa Maria del Rovere a Treviso. Sconvolti i proprietari di casa che erano in vacanza, sventrata anche la porta blindata, ma c'è anche l'amarezza per la mancata segnalazione alle forze dell'ordine da parte dei vicini di casa che pure hanno sentito i colpi provenire dalla abitazione. Mi costa fatica fare questa intervista, però credo in un mondo migliore, o meglio, voglio credere in un mondo migliore. E allora io faccio un invito a tutte le persone di denunciare quando sentono dei rumori strani. Non si può sentir battere per un'ora e non chiamare la polizia o i carabinieri. C'è amarezza più che rabbia nelle parole di Francesca Tessari dopo che la sua abitazione in Santa Maria del Rovere a Treviso è stata presa di mira da un comando criminale che dopo aver scavalcato la recinzione si è introdotto in casa con una violenza inaudita. La famiglia era in vacanza in montagna quando si è accorta dell'effrazione dalle notifiche sul cellulare da parte del sistema di allarme. Una volta rientrati si sono trovati di fronte la porta d'ingresso blindata, sventrata, eppure i punti luce a terra divelti. Sia la polizia che è intervenuta, sia gli esperti di portoni della Casa della Chiave ci hanno detto che per aprire un portone così devono aver lavorato almeno un'ora. C'è chi ha sentito colpi molto forti, tanto da pensare di avere i ladri in casa, quindi e comunque voglio dire, sono colpi che non avvengono durante il giorno, ma sono colpi che sono stati sentiti alle 2 di notte. I ladri quindi operano con tranquillità, rovistando dappertutto, incuranti dell'allarme che suona. Forse hanno usato un metal detector, fatto sta che individuano il pertugio dove la famiglia tiene i preziosi, i gioielli di una vita. Dal braccialetto d'oro che mio marito mi ha fatto trovare sotto il cuscino la prima notte di nozze, ai regali di laurea, le fedi nuziali, anche quelle che erano in attesa di andare dall'orafo per essere allargate, hanno preso tutto oltre i 100.000 euro.
Io le dico solo questo, oltre i 100.000 euro, però non le dico, è più il danno, questa violenza psicologica. L'ipotesi è che a colpire siano stati dei ladri professionisti trasfertisti, forse a bordo di una Panda bianca catturata da alcuni occhi elettronici, eppure in questa casa la signora Francesca si sentiva al sicuro tra porte blindate, inferriate alle finestre, ma confidava anche nel senso collettivo che purtroppo non c'è stato. Non si può sentire un allarme che continua a suonare e non chiamare nessuno. Abbiamo proprio il dovere morale, secondo me, il dovere morale di chiamare le forze dell'ordine, perché altrimenti si diventa omertosi e complici. A proposito di furti, in un anno in Veneto sono state rubate 1.404 auto e più di 500 tra moto e motorini, vale a dire oltre 1.900 mezzi sottratti in soli 12 mesi. I dati arrivano dall'analisi effettuata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Limitandosi all'analisi ai soli furti d'auto, al primo posto si trova la provincia di Verona, dove nell'anno di rilevazione i furti denunciati sono stati 395, seguita da Padova con 308. Poco dopo le province di Venezia, Vicenza e Treviso, che comunque conta 161 furti in un anno. Chiudono la graduatoria Rovigo e Belluno. Se si limita l'analisi alle moto, il podio non cambia, al primo posto ancora Verona, poi Padova e Venezia. Guardando invece ai ciclomotori, le aree più colpite sono Vicenza, Verona e Venezia. 160 comunque i furti a Treviso. E adesso da Treviso a Vittorio Veneto, la terribile serata nottata passata da due fratelli giovanissimi, 14 e 16 anni, accerchiati e picchiati dal branco. La violenza al Luna Park della fiera di Sant'Augusta a Vittorio Veneto. Il fratello più grande si è preso le botte per difendere il più piccolo. Hanno tentato di strozzarmi, avevano un sorriso diabolico. Il suo racconto. Ridevano, proprio avevano il sorriso in faccia, ma non la goduria, specialmente quello che aveva spinto mio fratello aveva un sorriso proprio da ebete, ma che godeva proprio nel prendermi la gola, tirarmi la sberla e tirarmi per la maglietta. Poi tutti gli altri che sono arrivati, c'era gente che sentivo che anche rideva, proprio gente che era felice di questa cosa. Diabolici veramente, proprio non sorrisi umani, diabolici veramente. Il termine esatto. E hanno vissuto proprio l'inferno i due fratelli di 14 e 16 anni del Vittoriese, aggrediti dal branco nella sera conclusiva dei festeggiamenti di Sant'Augusta. Sequenze concitatissime, ora al vaglio delle forze dell'ordine, vista anche la presenza di telecamere e di alcuni frame. Sono le 11:30, c'è ancora gente a Serravalle, sono gli ultimi giri sul Tagadà, quando il più piccolo dei due fratelli viene colpito violentemente da un ragazzino di colore con un calcio. Il maggiore assiste alla scena e, una volta sceso anche lui dalla giostra, prende le sue difese. La persona che ha spinto mio fratello subito dopo è arrivato vicino a me e la giostra stava ancora andando, mi ha tirato una violenta sberla in faccia e mi ha strappato la maglietta. Allora là io istintivamente gli ho detto che cazzo fai, proprio perché mi ero arrabbiato. Allora lui mi ha strangolato la gola e mi ha tirato un cazzotto in pugno. Dopodiché, quando siamo usciti, sono arrivati subito dei suoi amici. Amici che nel giro di pochi secondi diventano una quindicina, buona parte stranieri e di seconda generazione. Con i fratelli accerchiati e messi all'angolo, scatta un secondo tempo di violenza. Quindi ho preso mio fratello, mi sono messo sulla ringhiera, ho fatto da scudo umano e da uno che avevo parlato con lui perché stava spingendo mio fratello sono diventati in 15 che hanno iniziato a picchiarmi, a tirare pugni, calci, sberle, graffi. Altri mi strangolavano alla gola e altri mi tiravano proprio perché volevano prendersela con mio fratello. Arrivano dei volontari che separano i ragazzi. I due fratelli tornano a casa, ma non viene fatta nessuna segnalazione, circostanza che lascia l'amaro in bocca alla madre, che poi ha portato il più grande al pronto soccorso, dove sono state scongiurate fratture. I miei figli erano sotto shock
Tremanti, l'altro figlio che aveva ricevuto queste percosse, era piegato a metà, si è sentito dire di tornare a casa, quindi non c'è stata quell'azione di assistenza che dovrebbe essere portata avanti da chi volontario dovrebbe tutelare l'incolumità dei presenti, tanto più dei ragazzini. La donna ha subito interpellato e ricevuto risposta dalla sindaca Mirella Bagliana. Nelle scorse ore la denuncia in caserma dai carabinieri. Poteva andare peggio, racconta il sedicenne, forse salvato dalla sua tempra di atleta che al primo posto ha messo gli affetti. Me la sono vista brutta e ho preferito prendermi io tutti i pugni, essendo che sono più grande, piuttosto che mio fratellino più piccolo, e quindi questo è riuscito a farmi tenere bello aggrappato e saldo in modo che mio fratello non ne prendesse. E dunque avete sentito anche l'intervento, e lo sentiremo fra poco, della sindaca Mirella Bagliana, che dice che gli autori delle violenze vanno puniti. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della videosorveglianza. Sentiamola. Fin da ieri sera la mamma mi ha chiamato in ora tarda e mi ha avvertito di quello che è successo. Innanzitutto voglio esprimere vicinanza ai ragazzi e veramente per questo atto grave di violenza che hanno subito. A loro come amministrazione va tutta la nostra vicinanza. La mamma lamenta il fatto che gli adulti non siano intervenuti come avrebbero dovuto. Beh, questo è grave perché innanzitutto vorrei anche capire la situazione. Infatti ho interpellato subito il comandante della polizia locale stamattina, ci stiamo muovendo anche con il comandante dei carabinieri giusto per ricostruire gli eventi e capire veramente la situazione. Dispiace che appunto se ci sono stati degli adulti non siano intervenuti immediatamente, e questo ci deve far pensare e riflettere, perché io penso che sia importante che i territori, i luoghi siano presidiati anche dalle persone più adulte. L'appello che faccio è di tenere alta la guardia. E senta sindaco, lì ci sono delle telecamere, acquisirete immagino i frame? Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto un investimento importante di videosorveglianza in tutta la città, abbiamo investito più di 400.000 euro e queste telecamere naturalmente ci danno un aiuto. Noi dobbiamo essere fermi su queste situazioni perché innanzitutto chi fa questi atti di violenza deve essere punito immediatamente in base anche alla normativa che c'è, e perché non possiamo permettere che nei nostri territori succedano queste cose. Un altro pestaggio terribile, quello di Barcellona, con vittima il 21enne di Asolo Nicola Maggiotto, ancora in ospedale a Barcellona. Ieri abbiamo raccontato la prima buona notizia, il risveglio del giovane. Oggi nuovi progressi, ha iniziato a muoversi, a parlare ai genitori, ha detto di voler tornare a casa. Un risveglio brusco e meraviglioso, dice la zia Anita. Siamo passati dal non sapere in quali condizioni si sarebbe svegliato ad avere appunto Nicola che parla, Nicola che interagisce, e quindi sì, è stato un brusco però meraviglioso risveglio, ecco. Nell'arco di 24 ore Nicola Maggiotto sta dimostrando tutta la sua forza e la sua voglia di vivere. L'inizio del risveglio dopo il coma farmacologico segna un altro passo fondamentale. Nicola non solo ha aperto gli occhi e respira in maniera autonoma, ma non senza sforzi. Ha iniziato a parlare chiedendo ai genitori di tornare a casa in quella Asolo che lo attende con ansia e reduce da una grande mobilitazione nei giorni scorsi. Per il momento no, speriamo, almeno adesso. È affaticato e viene alimentato con sondino, ma muove braccia e gambe Nicola, che nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti fisiatrici, e a confermarlo è Monica Cornaviera, l'avvocato dei genitori che sono con lui in ospedale a Barcellona. Altra storia all'indagine, con la polizia catalana che continua gli accertamenti sul violento pestaggio subito dal 21enne da parte di un branco in corso di identificazione dopo una serata di festa trascorsa con gli amici, ma in questi momenti il lato umano chiaramente prevale anche sull'indagine. E si inizia davvero a sperare ora? Sì, assolutamente, siamo sempre in costante collegamento, ecco, con mia sorella e mio cognato, e speriamo appunto che Nicola ne stia venendo fuori nel miglior modo possibile.
Ancora la cronaca voleva il controllo totale dei movimenti della sua ex, per questo aveva nascosto un GPS nella macchina della donna per seguirne i movimenti e raggiungerla. Come poi è successo in un locale a Casiero, un 55enne di Villorba è stato arrestato dai carabinieri. Spiata, seguita, la vittima è una donna che ha interrotto la relazione con il compagno. Ancora una volta un uomo che non accetta la fine della relazione. Così un 55enne di Villorba ha pensato di controllare gli spostamenti della sua ex, nascondendo dentro il vano motore dell'auto un apparecchio GPS. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri nei pressi dell'autovettura della donna, una quarantenne di Treviso, che in quel momento si trovava all'interno di un locale della zona. Sarebbe stata lei a vederlo e impaurita ad allertare le forze dell'ordine. Dai primi accertamenti svolti dai militari è emerso che l'indagato ha monitorato gli spostamenti dell'ex mediante il dispositivo di localizzazione, dispositivo trovato e sequestrato dai carabinieri. Per lui, già conosciuto per precedenti di polizia, è scattato l'arresto. Il 55enne, che era già stato denunciato in precedenza per atti persecutori nei confronti della vittima, è ora agli arresti domiciliari con l'accusa di interferenza illecita nella vita privata. Nelle prossime ore, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Si tratta di un altro episodio che vede le donne vittime della prepotenza degli uomini incapaci di accettare la fine della storia. I due avevano convissuto per qualche tempo, una storia tormentata, poi la quarantenne aveva scelto di chiudere il rapporto, ma lui non ne voleva sapere. Il legale del 55enne ha detto di aver parlato con il suo assistito che nei prossimi giorni valuterà eventuali passi. Per ora lui rimane agli arresti domiciliari. Continueremo con la cronaca fra poco, prima però c'è da parlare anche di politica e della bufera sullo squadrismo Summerfest, l'evento di sabato a Ave del Lago che ha radunato un centinaio di partecipanti, tra cui diversi esponenti di Futuro Nazionale. L'associazione Partigiani invoca l'intervento del prefetto mentre gli organizzatori respingono l'accusa di apologia del fascismo. Mi pare che non siamo di fronte soltanto a un fatto che richiama l'apologia del fascismo. Qui, anche se sono 4 scalzacani, c'è il tentativo di ricostituzione del partito fascista. Non si può leggere altrimenti, secondo il presidente dell'Ampi di Treviso Giuliano Varnier, lo svolgimento a Vedelago dello squadrismo Summerfest, diventato un caso politico dopo il post sui social dell'ex consigliere regionale Gio Formaggio, oggi in Futuro Nazionale. Fotoricordo e sorrisi con quelli che definisce i camerati trevigiani, tra cui il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, ma all'evento c'erano partecipanti arrivati un po' da tutto il Veneto. Vocabolario e slogan che richiamano al ventennio. L'associazione Partigiani ammonisce a non sottovalutare il fenomeno e invoca l'intervento della prefettura. Qui siamo proprio in piena violazione della legge Scelba e della legge Mancino. E quindi io penso che le autorità dovrebbero prendere dei provvedimenti, quindi perseguire questi che sono chiaramente reati. C'è, dice Varnier, un'apertura da parte del governo a un revisionismo che fa sentire autorizzati i partecipanti a eventi come questo, giunto alla 5ª edizione, ad uscire finalmente allo scoperto. Cristian Zamperoni, organizzatore del festival estivo, da poco tesserato con Futuro Nazionale, respinge ogni accusa di apologia. Secondo noi è un'ossessione perché hanno paura di fantasmi del passato, cioè squadrismo è un nome, sì, c'è chi dice che rievoca gli anni 20, ma squadrismo significa anche compattezza, significa unione, significa fare squadra, tutto qua. Cioè non avevamo manganelli, non avevamo mitragliatrici, non avevamo nulla di tutto ciò. Io sinceramente non vedo per quale motivo si debba creare una polemica attorno, ripeto, a una festa dove l'attrezzo utilizzato al massimo era una beccanella per stringere il gas della bombola alla spina di birre. Il sindaco di Spresiano Della Pietra, che già da settimane nega la notizia di un imminente passaggio al partito di Roberto Vannacci, fa sapere che la sua presenza a Vedelago non ha un significato politico. Squadrismo, camerati, camicie nere fanno parte di un lessico, dice, che non gli appartiene. Mai credo nella vita mi abbiate visto fare un saluto romano o usare certe terminologie, che poi dopo io sia di destra, credo che lo sappiano anche i sassi, che condivida alcuni ideali anche, poi però so che la mia presenza lì venga definita come un'adesione a
particolari gruppi, no, ero lì a bere una birra con alcuni amici. Ma iniziative provocatorie come un festival che inneggia lo squadrismo fanno alzare il livello di attenzione alle opposizioni politiche. Invocare lo squadrismo non è folklore, è l'invocazione, il richiamo esplicito a un regime autoritario i cui valori sono incompatibili con quelli della nostra Repubblica. Torniamo alla cronaca. Travolge una ciclista e scappa a Treviso. Era successo il 25 aprile scorso, ma per gli inquirenti non si sarebbe trattato di un semplice incidente. Il pirata della strada, un 25enne studente universitario, ora è accusato di tentato omicidio. Non mi sono accorto di averla colpita. Sarebbero queste le dichiarazioni rilasciate dal 25enne studente universitario trevigiano agli inquirenti. Il giovane, la sera del 25 aprile scorso, travolse una ciclista 61enne all'incrocio tra via Castagnole e via Ragazzi del 99, ma poi, invece di fermarsi e prestare soccorso, accelerò e fuggì. Un pirata della strada si ipotizzò subito. Poi la svolta nelle indagini. Per la polizia stradale non fu un incidente, ma la manovra anomala fatta dal giovane farebbe pensare ad un gesto volontario. Per questo il ragazzo, prima accusato di lesioni, ora dovrà rispondere di tentato omicidio. A riprendere l'incidente le immagini di una dashcam posizionata sul parabrezza dell'auto che seguiva quella del 25enne. Da quel video si vedono due auto in fila, la prima si allarga per sorpassare la bicicletta, poi quella dello studente che sembra volerla superare, ma poi ad un tratto sterza investendo la donna. Una visione più chiara la Polstrada riesce a ottenerla anche con i filmati delle telecamere di videosorveglianza di un'abitazione che riprendono proprio l'incrocio. Una visione da un'altra posizione, ma il risultato non sembra essere diverso. Si vede la manovra almeno alquanto anomala. Identificato, il ragazzo è stato chiamato a dare una spiegazione, ma le sue parole hanno creato ancora più dubbi. Come può non aver visto se la macchina la colpisce in pieno? Tanto che la ruota avrebbe sfiorato la testa della vittima rischiando di ucciderla. Il 25enne è stato denunciato. Molte le domande che ancora non hanno una risposta. Ci sarebbe un movente? Le indagini della polizia stradale scoprono che la ciclista investita sarebbe stata la maestra dello studente quando era bambino. Le indagini continuano per chiarire la dinamica del sinistro. Ancora la cronaca con un incidente nel pomeriggio a Spresiano in via Alessandro Volta, dove due auto si sono scontrate. Nel violento impatto una delle vetture ha preso fuoco, come vedete nelle immagini impressionanti che ci sono arrivate in redazione. Gli occupanti dei veicoli coinvolti sono usciti in tempo dall'abitacolo e sono stati soccorsi dal SUEM 118, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto completamente una delle macchine, come vediamo nel video. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità e rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il traffico ha inevitabilmente subito pesanti rallentamenti. Ancora in tema di sicurezza stradale, adesso per parlare, anzi lo vedremo fra poco, di sicurezza stradale, forse lo vediamo adesso, eccolo qua, grazie, ringrazio la regia. C'è un'iniziativa particolare del sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin. Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada, è la scritta sulla decina di cartelli fatti installare dal sindaco di Fara di Soligo Perencin lungo le strade secondarie, in quartieri e borgate, per invitare gli automobilisti a mantenere una velocità consona al contesto. Ulteriori cartelli verranno installati nelle prossime settimane, sempre lungo strade periferiche e in zone residenziali. Allora, nelle parole proprio del sindaco Perencin, le motivazioni di questa scelta particolare. Sentite. Questo è uno dei cartelli che abbiamo messo in alcune borgate e vie del paese proprio per avvisare gli automobilisti di rallentare, perché nelle nostre strade, nei nostri marciapiedi, soprattutto ovviamente nelle strade secondarie, quest'estate c'è stato veramente un grande movimento, un grande incontro di ragazzi, bambini, genitori che si trovavano la sera per giocare, divertirsi e scambiare quattro chiacchiere. Quindi abbiamo pensato come amministrazione di avvisare, diciamo così, gli automobilisti di fare attenzione e di rallentare, proprio perché era bello vedere ed è bello vedere questi momenti di condivisione, un po' come una volta,
nelle nostre borgate e nei nostri paesi, quindi il fatto che ci si possa ancora ritrovare in strada a parlare, a fare una chiacchiera, ma anche a giocare. Quindi una nuova iniziativa che insomma spero sia apprezzata dalla cittadinanza. Abbiamo messo i primi 10 cartelli, nelle prossime settimane ne posizioneremo degli altri in altri punti del paese, quelli dove c'è più presenza soprattutto di famiglie e bambini. Controlli anti-furbetti alle pompe di benzina. La polizia locale di Casale sul Sile ha segnalato alle autorità competenti un benzinaio del territorio che attirava i clienti con un escamotage truffaldino. Proponeva sui cartelloni benzina a un prezzo conveniente, salvo poi comunicare ai clienti che si fermavano per il rifornimento che quel tipo di carburante era esaurito. A quel punto proponeva loro una benzina a un prezzo decisamente superiore. La polizia locale di Casale sul Sile, impegnata nei controlli sulla trasparenza dei prezzi alla pompa in un'estate di continui rincari, ha riscontrato come il comportamento del gestore fosse sistematico. Il tutto è stato documentato e gli atti saranno ora trasmessi agli organi competenti che faranno le loro valutazioni in base alla normativa in materia di esposizione dei prezzi dei carburanti. Chi si ferma in un distributore dopo aver visto un determinato prezzo dalla strada deve poter contare su un'informazione chiara e trasparente, è stato il commento del comandante della polizia locale di Casale, Alfredo Nobili. Di controlli fondamentali a tutela dei cittadini parla la sindaca Stefania Golisciani, che annuncia che l'attività di monitoraggio dei vigili proseguirà a tutela dei consumatori. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta su Antenna 3. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Andiamo a Mogliano, dove c'è attesa per conoscere la data dei funerali di Lucio Carraro, spentosi a 72 anni dopo una grave malattia. Un lutto che ha colpito tutta la comunità di Mogliano, ma anche l'intera Marca trevigiana, e non solo, per la scomparsa di una figura che ha attraversato il mondo della cultura, della politica, dell'informazione, della comunicazione e della scuola. Fu tra l'altro vice sindaco a Mogliano e assessore alla cultura, scrittore e poeta, insegnante a Treviso, per anni presidente del Premio Berto, giornalista acuto nell'osservare vizi e virtù del territorio. Dunque attesa per conoscere la data dell'ultimo addio a Lucio Carraro. Un addio invece che oggi c'è stato a Vascon di Carbonera nel pomeriggio, quello a Sandro Nardellotto, morto a 47 anni in un tragico incidente stradale. Una folla commossa si è radunata nella piccola chiesa di Vascon di Carbonera per l'ultimo saluto a Sandro Nardellotto, l'avvocato trevigiano di 47 anni, morto in un tragico incidente stradale a Roma. In una chiesa raccolta, il dolore della famiglia e degli amici ha accompagnato l'addio a Sandro, ricordato come un uomo riservato, stimato e profondamente legato alle persone che gli erano accanto. La parola che più di tutte è risuonata sulle labbra di tante persone in questi giorni è buono. Una bontà che ha reso orgogliosi Osanna e Milo, come pure i nonni e coloro che gli sono stati più vicini nelle vite. Nelle prime file i genitori e i parenti, stretti in un dolore immenso, attorno a loro tanti amici, colleghi e conoscenti, arrivati per salutare per l'ultima volta un professionista apprezzato e una persona che aveva lasciato un segno nella vita di molti. La sua vita si è spezzata in pochi istanti a Roma. Sandro era in sella al suo scooter e percorreva Corso d'Italia verso Piazzale Flaminio, quando all'ingresso del sottovia del Muro Torto ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter è finito contro il guardrail, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. In questi giorni mi è tornata alla mente una frase che negli ultimi tempi Sandro mi aveva ripetuto e che vorrei condividere con voi. Non possiamo pensare che la vita sia perfetta, non lo è mai. L'importante è dare e ricevere l'amore più grande di cui siamo capaci, nient'altro. Ti porteremo sempre nel nostro cuore. Grazie Sandro. Parole che raccontano l'affetto e la vicinanza di chi lo ha conosciuto e che oggi si trova a fare i conti con un'assenza difficile da accettare. Oggi mi sento più solo e non posso che affidarmi ai ricordi, cercando di renderli un po' più vivi e trovare foto con cui il tuo sorriso mi dice che in qualche modo resti vicino a noi. Arrivederci a tutti.
Torniamo a Treviso, dove nasce una nuova realtà associativa a Santabona per merito della comunità dei residenti e di Isaac Lodi Casagrande, presidente della società, che spiega la rinascita sportiva del quartiere. Nasce dalla richiesta di alcuni residenti che mi contattano un giorno e mi chiedono di fare un torneo. Da là abbiamo fatto il primo torneo a giugno. Abbiamo fatto 3 settimane di torneo molto agonistico, diciamo, molto combattuto, con 8 squadre, e da là abbiamo interpellato anche la giunta comunale, abbiamo interpellato il sindaco e anche il vice sindaco. Il vice sindaco si è anche messo in moto per aiutarci ad avviare il tutto. Il campetto com'era una volta, con i ragazzi a giocarci sopra, il paletto e la gente a guardare e fare il tifo. Rinasce a Santabona lo sport per merito di una nuova realtà associativa, Santabona Attiva, che ha messo anima e cuore per ripristinare ciò che sembrava perduto. L'amministrazione ha dato una mano, i giocatori residenti hanno pulito il campo dal degrado e sistemato le porte, ma c'è anche di più. Tanti dicevano che c'erano dei ragazzi problematici, no? I soliti bulletti. In realtà quei bulletti là, che tutti identificavano bulletti, sono stati i primi ad aiutarci ad avviare il progetto. Quindi io li ringrazio ancora, ringrazio tutte le squadre, la 44 Cam, la squadra dell'Olmi, tutte le squadre che hanno partecipato alla San Paolo, tutti quanti, perché non è stato un torneo normale, è stato un torneo vissuto dai residenti. Parliamo di 70 persone dai 18 ai 35 anni che si sono messe in gioco per rianimare la vita del quartiere, e adesso il futuro è più roseo. Io vorrei partire con un torneo a ottobre dei ragazzi più giovani, dei minorenni, quindi dai 15 ai 17, quindi questa fascia qua, per essere un po' più sicuri, perché comunque, ripeto, giochiamo sul paletto, il paletto è fatto in cemento, quindi chi cade si fa male, diciamo. E lo sguardo va già anche oltre il calcio, con la richiesta di prendere la concessione totale del campo e aprire anche a basket, pallavolo e cinema all'aperto il prossimo anno. Tutto questo in un quartiere popolare difficile, con spacciatori ben noti ai residenti, ma Isaac resta positivo e lancia una provocazione. C'è un giro di spaccio, questo lo sanno tutti, lo sanno tutti i residenti. Però io dico sempre una cosa, il cattivo opera nell'ombra, e mettiamoci luce su questo campo, giochiamoci, rendiamolo vivo, e anche gli spacciatori, venite a giocare così vi staccate e iniziate una cosa nuova. E chissà se raccoglieranno l'appello di questa provocazione, certo a fin di bene, chiamiamola così. Andiamo nel bellunese adesso. Nel bellunese, per tornare a parlare dell'incidente avvenuto sulle torri del Falzarego, stanno bene, sono già a casa la dottoressa del SUEM e l'alpinista veneziana coinvolte nel drammatico incidente accaduto sabato durante il soccorso dell'alpinista veneziana. Scioccante la sequenza dell'accaduto, fermata, filmata in un video che ha fatto in queste ore il giro del web. Guardate. Sabato lo avevamo anticipato, è stata un'escursionista presente in zona a riprendere con il suo smartphone le fasi del soccorso alla base della parete delle torri del Falzarego, che solo il fato ha voluto non trasformare in tragedia. Sono immagini impressionanti. Falco 1 si avvicina alla parete, a terra l'equipe del SUEM di Pieve di Cadore sta preparando il recupero di una giovane alpinista veneziana di 25 anni ferita durante un'arrampicata. Dall'elicottero scende il verricello, poi in pochi istanti qualcosa va storto e la dinamica sembra essere il risultato di una serie di eventi concatenati. Al momento dello sgancio dal vincolo a parete, prima del collegamento al verricello, la barella sembra rimanere libera e la si vede rimbalzare, probabilmente a causa del flusso d'aria generato dal rotore. La dottoressa del SUEM perde l'equilibrio e cade all'indietro. Con lei finisce a terra anche la barella con l'alpinista assicurata. Sono attimi drammatici, una caduta che per dinamica e altezza avrebbe potuto avere conseguenze devastanti, e invece ancora una volta si può parlare di miracolo. La dottoressa viene trasportata all'ospedale San Martino di Belluno, la TAC dà esito negativo e già sabato viene dimessa. Anche l'alpinista trasferita al Cafoncello di Treviso, che presentava condizioni sostanzialmente analoghe a quelle rilevate al momento del soccorso, è già stata dimessa. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità, ma quelle immagini restituiscono in modo drammaticamente concreto la dimensione del rischio con cui ogni giorno si confrontano
aiutano gli equipaggi dell'elisoccorso. E il destino ha voluto che proprio sabato, a poco più di 10 km di distanza, a Rio Gere, si commemorasse un'altra tragedia legata a Falco. Era il 22 agosto del 2009, poco dopo le 15, l'elicottero precipitò dopo aver urtato i cavi della media tensione. Morirono tutti i 4 componenti dell'equipaggio. 2 episodi lontani 17 anni, ma uniti dallo stesso filo, quello sottilissimo e spesso invisibile che separa un intervento di soccorso dalla tragedia. E sono ingenti i danni causati, è in fase ancora di quantificazione, i danni causati dall'incendio che nel pomeriggio di ieri ha divorato la mansarda di un edificio adiacente alla chiesa di Santa Maria ad Agordo e che ha causato la sospensione del palio dei 100 sul Broi. Prima il fumo denso, poi le fiamme alte hanno catturato l'attenzione del pubblico. In attesa dell'arrivo dei pompieri, alcuni volontari hanno collegato le manichette, attimi concitati prima dell'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Belluno, supportati dai volontari di Agordo, Gosaldo, Colle Santa Lucia e Arabba. Spento l'incendio e messa in sicurezza struttura area adiacente, si è potuto appurare che fortunatamente nessuna persona era rimasta coinvolta. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutta la giornata. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Quello dei gesti estremi e dei suicidi nel Bellunese è un fenomeno che rappresenta da anni una particolare criticità. Allora, in vista dell'occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, una comunità in dialogo il prossimo 14 settembre all'ospedale di Feltre, i dati del fenomeno che restano comunque importanti. Ci sono sofferenze che non fanno rumore e che possono nascondersi dietro una normalità apparente. In provincia di Belluno il tema non può essere ignorato. I dati storici sui suicidi collocano il territorio dell'Uls Dolomiti ai livelli più elevati del Veneto. Nel periodo 2010-2020 il tasso riportato era di 128 suicidi ogni 100.000 abitanti contro una media regionale di 84. Fra il 2018 e il 2024 nel solo distretto di Feltre i suicidi sono stati 79 su 189 a livello provinciale. Dato fortunatamente in flessione, commenta il direttore generale Achille Di Falco. Ma dietro i numeri ci sono persone, famiglie, comunità che il convegno del 14 settembre all'ospedale di Feltre in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio vuole intercettare. Un laboratorio sperimentale che partirà dall'ascolto dei bisogni. È un evento che vogliamo far arrivare a tutti, alle famiglie, ai parroci, agli insegnanti, ai professori, a tutti i costituenti della comunità che arrivino con le loro domande, con le loro criticità, perché è proprio dall'ascolto che si costruisce un dialogo costruttivo per la nostra comunità. La prevenzione come la cura allora cambiano prospettiva, come bene sta insegnando la nuova gestione della salute mentale nel Feltrino, fucina di eventi per il territorio. Non significa soltanto intervenire quando la crisi è già esplosa, ma creare le condizioni perché una persona possa parlarne prima. È accaduto anche recentemente nell'ambito del gruppo di prevenzione Podcast attivo da un paio d'anni a Feltre. L'importante è mettere in campo strategie innovative che arrivano alle persone fragili, alle persone vulnerabili o alle persone che stanno attraversando un momento di difficoltà. Questo è il nostro obiettivo. La strategia decisiva è la rete e l'azione è comunitaria, come dimostra la convenzione fra ULS Dolomiti e la rete di Malachia, l'organizzazione di volontariato che offre assistenza e supporto psicologico ai familiari di persone colpite da morti violente, improvvise o stigmatizzanti come il suicidio. Più di qualche volta siamo stati interpellati da associazioni giovanili, da gruppi parrocchiali, di ragazzi che avevano perso l'amico improvvisamente in circostanze drammatiche. In questo caso la comunità è profondamente ferita perché emergono dei profondissimi sensi di colpa, com'è che non ce ne siamo accorti, era possibile evitarlo. Parlarne può essere di grande aiuto e serve anche a svelenire i sospetti che sempre aleggiano in questi casi. Ma uscire dall'invisibilità significa anche cambiare il modo in cui si parla di suicidio, non spettacolarizzare, non cercare spiegazioni semplicistiche, non trasformare una tragedia in una notizia da consumare, ma parlare di prevenzione, di ascolto, di possibilità. Il 14 settembre a Feltre il confronto vuole partire proprio da qui.
Le intenzioni nostre di mettere assieme istituzioni, sanità, enti del terzo settore, le reti e tutti i cittadini servono esattamente a questo: cercare di far uscire dall'isolamento queste persone, cercare di avere un'informazione chiara e semplice da comprendere, in modo che ciascuno possa accorgersi di qualcosa che non va e delicatamente orientare le persone ai servizi non soltanto sanitari, ma anche a queste reti di sostegno che esistono e ci sono e funzionano molto bene. 2.800.000 euro per recuperare e rilanciare la struttura ricettiva di Orsera in Val Canzoi nel comune di Cesio Maggiore. L'investimento finanziato integralmente dal Fondo Comuni Confinanti con risorse della programmazione 2019-2024 e 2019-2027. Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio, che diventerà una locanda con ristorante e alcuni posti letto, oltre a interventi di efficientamento energetico, nuovi servizi, la riqualificazione delle aree esterne del laghetto e della risorgiva. Previsto anche un alloggio per il custode e un centro benessere. L'intervento completerà il progetto denominato Villaggio Accessibile. I lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2028 e la gestione sarà affidata a un privato tramite una gara pubblica. Abbiamo parlato dell'apertura di un video che ha fatto il giro della rete, del web, il video degli istanti drammatici dell'incidente sulle torri del Falzarego, ma c'è un altro video che in queste ore diventa virale, un video pubblicato da Radio Più che ha appunto rapidamente fatto il giro della rete. Sembra una scena da film, una film anche hard, quello di una coppia travolta dalla passione nella centralissima via Carrera ad Agordo, ed è anche una vicenda che, al di là dell'ironia e della morbosità, riporta l'attenzione sul decoro nei luoghi anche turistici come Agordo. Altro che travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di vermiglieriana memoria. Qui il Teatro della Passione Sfrenata non è un'isola deserta, ma una strada del centro di Agordo, lungo l'isola pedonale. Le immagini girate da un passante hanno fatto il giro delle chat e sono arrivate allo smartphone del direttore di Radio Più, Mirko Mezzacasa, che le ha pubblicate. Nel video di poco più di 30 secondi si vede la coppia semisvestita sui San Pietrini di via Carrera, apparentemente incurante del fatto di trovarsi in un luogo pubblico, nessun tentativo di interrompere l'atto, nemmeno di fronte a un passante. Un episodio che ha attirato l'attenzione soprattutto per il contesto, non una spiaggia lontana da occhi indiscreti o una radura nel bosco, ma una strada cittadina dove chiunque può trovarsi nell'imbarazzante ruolo di spettatore. Il video è diventato rapidamente oggetto di commenti e condivisioni. Una vicenda che, al di là dell'ironia e del richiamo cinematografico, riporta al centro una domanda molto concreta: dove finisce la libertà dei singoli e dove comincia il rispetto per uno spazio condiviso? Lo sport adesso, a 36 anni di distanza il Belluno Volley torna a muovere i primi passi lungo il sentiero della A2. La nuova stagione è iniziata sabato con le visite medico-sportive. Oggi pomeriggio doppio allenamento. Coach, aspettative per quest'anno? Ma mettere in campo la miglior pallavolo che riusciremo a mettere come gruppo. L'obiettivo è sicuramente cercare di salvarci, come primo obiettivo è quello, con il prima possibile. Sappiamo che questo è un campionato veramente difficile. E quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. A 36 anni di distanza il Belluno Volley serra i ranghi e comincia a muovere i primi passi lungo il sentiero della Serie A2. La nuova stagione, quella che segna il ritorno nella seconda categoria nazionale, ha preso ufficialmente il via sabato con le visite medico-sportive. Annata nuova, realtà altrettanto nuova e competitiva. Sarà importante prima di tutto mantenerci in questa serie. Poi dopo non mettiamo limiti a nulla, perché se saremo bravi a conquistarci altri obiettivi, allora sì che sarà stato un anno straordinario, ma partiamo con i piedi per terra. Nel pomeriggio alla VHV Arena il primo contatto con il Taraflex ha visto i rinoceronti impegnati in un doppio allenamento sotto lo sguardo attento del presidentissimo Sandro Darolde. Le emozioni sono tantissime, perché mai avrei pensato oggi pomeriggio di incontrare dei giocatori che fino a qualche anno fa mi sarei sognato di averli qua a Belluno.
L'altra ambizione grandissima era quella di arrivare in A2 e ci siamo arrivati. Il percorso che abbiamo fatto noi negli ultimi anni è stato un percorso bellissimo perché di crescita costante di pubblico e di sponsor. Assestata la società, di pari passo è cresciuto il pubblico che ha trascinato la squadra con grandissimo entusiasmo, e al pubblico va il pensiero di Darold. Quest'anno ho aperto i lavori dicendo: non ho lo stress di vincere il campionato, voglio fare un campionato di assestamento, ho un unico obiettivo, voglio veder crescere il pubblico del 30-40%, e il pubblico cresce se voi giocatori riuscite ad emozionarli. È tutto da Treviso e Belluno, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.